Il calo è netto e costante, anche se minore rispetto a quello programmato. Diminuiscono i morti sulle strade, sono stati 301 in Veneto nel 2017, 46 in provincia di Padova. Un dato positivo, ma la strada è lunga. Positivo, ma non come tutti ci aspettiamo, nel senso che c'è stato nuovamente un calo di incidenti e di morti, però sono sempre troppi. Non è la velocità la causa principale degli incidenti, 7 su 10 sono dovuti alla distrazione da telefonino, al mancato rispetto delle distanze di sicurezza e dei segnali, ma il dito degli addetti ai lavori è puntato anche contro le infrastrutture. Sono 10 anni che non vengono fatte le manutenzioni ordinarie e straordinarie. C'è bisogno veramente di un grande sforzo per i prossimi anni, molto impegnativo, ma se non si fa veramente vedremo compromesso la nostra rete viaria, soprattutto quella provinciale e regionale. Al Veneto servono subito più di 350 milioni di euro per manutenzioni ordinarie e straordinarie. A Padova un inizio di lavoro c'è stato. Noi abbiamo investito come amministrazione, ricordo, 17 milioni di euro, per cui stiamo facendo dei grossi lavori sulle strade e continueremo anche il prossimo anno. Per quanto riguarda anche l'illuminazione, abbiamo concordato da poco, l'altro giorno, con ERA, che l'Arcella sarà illuminata a LED. C'è poi il parco auto, 7 su 10 sono da Euro 0 e Euro 4, non dotate dei nuovi sistemi di guida assistita che in molti casi salvano la vita. Gli incidenti sono un problema sociale, per questo sono fondamentali prevenzione e informazione. Io ripeto sempre, quando si sale in auto bisogna pensare che stiamo guidando un'arma. Okay? Quindi dobbiamo concentrarsi in quello che facciamo e stare molto attenti.